La redazione di streetnews.it è lieta di ospitare un campione assoluto. E che campione? Abbiamo qui con noi, signore e signori, Lennox Ferrone. Ma chi è Lennox Ferrone e soprattutto campione di Extreme Firewalking? Dobbiamo spiegare un po' la disciplina, questa disciplina sportiva, questo campione assoluto. Ma adesso, caro Lennox, ciao, benvenuto qui a streetnews.it e iniziamo col dire chi è Lennox Ferrone. Ciao, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Sono felicissimo di essere qui a Cicciano, è la prima volta che vengo qui e sono molto felice. Poi il Sud Italia lo porto sempre nel cuore dovunque io vada. Lennox Ferrone è nato nel 1977 e ha avuto la bella idea di creare una disciplina. Più che creare, voglio precisare questa cosa perché molti fanno confusione, perché creare una nuova disciplina, estremizzare, prendere già una disciplina esistente e farla più estrema di quello che era. Niente. Infatti ne parlavamo prima anche nel backstage, come dicevi, forse al grande mondo è sconosciuta, un po' sconosciuta questa cosa, che te sei proprio l'autore, colui che ha realizzato questa nuova disciplina, cioè ha preso questo sport, il running possiamo dirlo, e l'ha portato all'estremo, giusto? Giustissimo, sì, l'ho preso e ho capito che per avere successo, insomma, bisognava non essere ripetitivi su questa disciplina, fare qualcosa che mai nessuno al mondo magari aveva provato o almeno pensato di fare. E nel 1993 avevo deciso di mettermi uno zaino in spalla e di partire, insomma, alla ricerca del Polo Nord, insomma, di Però, caro Lennox, io voglio andare un attimo, come si dice, agli albori. Partiamo dall'inizio, perché la tua storia è davvero particolare e noi della redazione di streetnews.it volevamo mettere nel risalto anche quelle che sono un po' le tue origini, perché siamo andati a ricercare la persona, il personaggio Lennox Ferrone, che poi è diventato appunto il signore della strada. Però tutto è partito, lo diciamo, te sei orfano, giusto, dei genitori? Sì, di padre. Di padre, e sei stato accolto dalla tua zia, Sì, vero? sì. E poi da lì che cosa è successo? Che te hai iniziato a praticare uno sport, combattimenti, possiamo dirlo. Sì, incontri, sì. Vedi, siamo andati a ricercare nella tua vita. Siete andati a scrutare. Raccontiamolo. Allora, tanti anni fa, io ero, come dicevo prima, come dicevi giustamente anche tu, essendo orfano di padre, vivevo in un paesino piccolo della Basilicata, dove molte volte venivano da Bari, dalla vicina Puglia, venivano dei personaggi, insomma, dei signori, non sto qui adesso a fare nomi, dei personaggi che venivano alla ricerca di ragazzi per degli incontri clandestini, dei combattimenti clandestini. Allora io, essendo un guerriero, mi sentivo già un guerriero da piccolo, insomma la verità è che lo possiamo vedere anche dalla stanza. Lui adesso non è in piedi, però volevo diventare qualcuno, poi avrei dato tutto per diventare qualcuno, avrei fatto di tutto più che dato tutto, e allora questo signore mi propose di andare nella vicina Bari, comunque di combattere in modo di guadagnare un po' di soldini e cercare di diventare un domani qualcuno. All'età di 13 anni, insomma, dopo tanti anni, tanti incontri, decise di portarmi in Francia. Infatti te poi portavi pure a casa sti soldi che tua zia diceva da dove arrivano, così, e poi fortunatamente hai incontrato questa persona, certo, che è riuscito a portarti lì a Lione. Certo, io cercavo sempre di nasconderli i soldi, dicevo ragazzino così piccolo con tanti soldi in tasca, e niente, sono riuscito ad andare a Lione all'età di 13 anni e lui mi ha trasformato in un kickboxer di eccezione. Io sono campione del mondo di Muay Thai, dei juniores, ho fatto gli europei e Muay Thai. Dopodiché all'età di 13 anni come è nato Extreme Firewalking? È nato perché mi stavo allenando normalmente nella foresta, quindi camminavo e mi sono visto a 150 metri un alce che poteva pesare 150 kg. Cavoli! Ce l'avevo di fronte e mi sono sentito perduto, mentre l'alce mi ha avvicinato, mi ha annusato e con la testa mi ha colpito e mi ha sbattuto contro un albero, contro una quercia.
Dopodiché sono svenuto evidentemente, perché mi sono risvegliato 6 mesi dopo all'ospedale, non sapevo chi mi aveva portato lì, e ebbi una triste e brutta notizia da un canto, però bella poi dall'altra, perché è quello che poi ha trasformato poi la tutto, mia vita, certo. dicendo che avevo le vertebre della colonna vertebrale che erano lesionate e che forse non avrei potuto più camminare. In quel momento mi sono sentito perduto, perché ho detto 13 Direi quasi anni, finito, possiamo dire. ho detto 13 anni, campione del mondo, insomma, perché devo finire la mia carriera così? E il mio manager, che tra l'altro aveva le origini napoletane, di Marano di Napoli, anche con un cognome famoso, anche con un cognome famoso al pubblico napoletano, De Magistris, mi disse: tu puoi diventare il più grande di tutti, mi disse ti farò diventare il più grande di tutti, ma io non capivo come, anche perché ero bloccato, ero paralizzato. Disse: ti metterò uno zaino addosso e tu partirai dalla Francia e arriverai sino in Italia. Ho detto ma tu sei impazzito. Infatti poi ho detto, caspita, ma tu sei poter realizzare una cosa sei del fuori. Ho detto, anche perché sono in queste condizioni, mi sono fatto male, cioè come pretendi che io cammini 1900 chilometri? Beh, è così, sono partito pian pianino, quella era la riabilitazione che io avrei dovuto fare, sono partito pian pianino. L'hai fatta strada facendo. L'ho fatto strada facendo, ma non avevo niente, non avevo né equip medica, non avevo nessuno che mi seguiva, cioè me la dovevo. Quindi all'inizio davvero tutto è cominciato in completa solitudine. Solitudine. Cioè tu hai affrontato il rischio. Da solo. Da solo. Avevo 13 anni. Incredibile. Non lo dimenticherò mai. Sono arrivato a Torino e ero stremato, cioè dopo 1900 km ero stremato, affamato, avevo perso 70 kg, ero davvero disidratato, però ce l'ho fatta lo stesso. Dopodiché da quel momento in poi ho capito che forse stava nascendo una nuova disciplina. E qualche anno allora dopo, da lì ecco che sono nate un po' di attenzioni qualche anno dopo, anche mediatiche, di sponsorizzazioni, certo. E quindi hai trasformato il tutto, l'hai reso appunto estremo e l'hai fatto diciamo entrare il running in un mondo che è per pochi. Certo, è per nessuno, insomma, perché fin quando ci sono io è per nessuno. È per gli Highlander, possiamo dirlo. È per gli Highlander, cioè, fin quando io sono in attività non ce ne sarà per nessuno, lo dico con grande orgoglio, perché è così. Poi molti ci hanno provato, e sono contento che non sono riusciti ad arrivare dove sono io. Magari quando mi ritirerò sarà... Assolutamente. Noi della redazione eravamo curiosi di sapere appunto come si svolge l'extreme firewalking. Cioè tu mi spiegavi che ovviamente poi è nata una sorta di regolamentazione, no? È nata da me. Ovviamente, che hai creato. Sì. E non so, vogliamo spiegarla? Niente, streamwalking nasce... Allora, streamwalk significa camminare sui carboni ardenti. Molti mi hanno fatto la domanda, ma allora cammini sui carboni? Ho detto no, perché quell'asfalto, quando si percorrono tanti chilometri sotto caldo, diventa rovente come i carboni. Quindi ecco perché è nato Extreme Firewalking. Poi ho detto, cioè, ho messo come base principale il appunto fatto perché spieghiamo che Lennox Ferrone parte ma attraversa nel tempo, certo, lo spazio. Esatto. E quindi questo porta cambiamenti climatici. Soprattutto perché partire dal polo sud, poi accentrarsi verso l'equatore sino ad arrivare al polo nord facciamo conto che andata e ritorno, quindi partendo dalla Francia, poi ritornando in Francia, sono 120.000 chilometri. Quindi ad andare, cioè sono 80 ad andare, 80 a tornare. E possiamo, dopo racconteremo appunto delle tue gesta, delle tue imprese, certo. Perché veramente si può parlare di imprese. Però ritorniamo a quello che invece è l'extreme firewalking. L'extreme walking, come dicevo prima, ho immesso delle regole molto rigide, che non si potevano trascurare, perché per essere estremo quindi dobbiamo estremizzare la cosa, quindi avevo deciso che si doveva partire completamente a digiuno, si doveva fare un minimo di 30 km, un massimo di 50 giornalieri a digiuno, si partiva a digiuno e si arrivava a digiuno. Si aveva solo quindi te in una giornata 50 km dovevi percorrerli? Camminando, non correndo. Camminando. Se è possibile solo con acqua o integratori o acqua e zucchero, cioè senza l'aiuto di anabolici o qualsiasi altra sostanza che ti avrebbe potuto supportare. Poi è tutto dimostrato, quindi
Poi, dopodiché, alla fine dei 50 km si usava la tenda canadese o il sacco a pelo, dipende poi da dove ci trovavamo, dalle temperature, Per poter trascorrere la notte. trascorrere la notte. Quindi. Però possiamo dirlo sempre comunque alla mercé delle intemperie. Alla mercé delle stelle, anche perché infatti. se pioveva dovevi camminare, se nevicava dovevi camminare, se c'era l'uragano dovevi camminare. Molte volte mi sono trovato con delle piogge torrenziali, ma non mi potevo fermare, altrimenti sarebbe finita lì. Quindi dov'era l'estremo? Certo. Bisogna pensare che si parte e la cosa fondamentale è sapere che ci può essere anche il punto di non ritorno. Sapere di partire e forse magari di non tornare più a casa. Direi questo lo rende davvero Bisogna essere estremo. convinti di questo, se non si è convinti di questo non si può andare da nessuna Ci vuole una parte. grande forza interiore. Ci vuole più che altro voglia di rischiare, e diciamoci tutta la verità, anche di diventare famosi e particolari, ci vuole tanta... la fortuna ci vuole sì, però ci vuole tanta caparbietà, insomma, se uno vuole esplodere, insomma, deve saper mettere a rischio anche la propria vita. E infatti te ora sei conosciuto in tutto il mondo. Ma perché ho voluto, ho messo da parte tantissime cose, ho messo da parte la famiglia, ho messo da parte i figli, ho messo da parte l'Inter, ho messo da parte i giornalisti, ho messo da parte tante cose. Non apriamo questa parentesi. No, poi la apriamo. Poi magari ho messo da parte un po' di cose, ho messo da parte un po' di cose, anche la mia vita matrimoniale. Infatti io vengo da 2 separazioni molto dolorose. Sì, entriamo un attimo nel gossip, apriamo la parentesi gossip. Non parlo mai della mia vita privata, non lo farò neanche oggi, però insomma vengo da una parentesi molto dolorosa che è la separazione dalla mia prima moglie, anche dalla seconda, quindi una famosa modella. Già, non diciamo il nome. Non diciamo il nome. Questo distacco dai figli. Sì, perché te, diciamo, quando parti poi per fare comunque un percorso e una tappa, giusto, che è lunga giorni, è lunga mesi, è lunga anni. Esatto. E quindi te, come si diceva anche nel backstage, ovviamente per rendere estremo il tutto, togli anche tutte le forme di comunicazione. Per forza, perché diventa e di contatto col tuo mondo. Ma certo, perché io ho voluto dimostrare che l'uomo può vivere anche solo, in assoluta solitudine, senza il contatto con l'esterno. Perché non è vero che noi non possiamo star soli nella giungla, nel deserto, possiamo anche vivere soli con il nostro io, quindi noi e noi stessi, e non abbiamo bisogno del cellulare o del tablet o dell'iPad per farci compagnia, anzi bisogna essere più concentrati possibili, perché quando ci concentriamo, io molte volte camminavo, avevo tanto appetito, perché quando dovevo mangiare, però poi quando pensavo al mio stomaco, cioè se mi concentravo la mia mente, l'appetito svaniva. Svaniva perché ero concentrato sui chilometri che dovevo fare. Non vogliamo ovviamente disgustare un po' le persone, però potete solo immaginare di cosa si è cibato Lennox Ferrone. Quando purtroppo si ha fame si ciba di qualsiasi cosa, anche se diciamo di animali, morti, vivi, qualsiasi cosa. E questo ti ha portato anche a contrarre una malattia, che era l'epatite A. Grazie a Dio ho saputo curarla in 6 mesi, quindi sono riuscito a sopravvivere. Era stata molto dura, anche perché avevo la febbre a 41 e dovevo camminare lo stesso, non potevo fermarmi, e grazie ai miei medici, anche al supporto medico, sono riuscito a cavarmela, sono riuscito a smaltire la malattia. Lennox, il signore della strada, possiamo raccontare qual è stata la tua impresa più grande? Il tour mondiale. Allora, la mia impresa più grande, oltre al tour mondiale, è stato quello di non massacrare dei giornalisti. No, è stato il tour mondiale, è stato la cosa più eccitante, la cosa che rifarò l'anno prossimo, è stata l'esperienza più bella che abbia mai potuto vivere nella mia vita. Nonostante avere la famiglia lontano, come dicevo prima. Hai percorso, se non sbaglio, 84.000 e rotti chilometri. In totale 275.000. In totale 275.000 per un arco di tempo 22 anni. Di 22 anni. Cioè te non hai visto la tua famiglia per 22 anni. Esatto. I tuoi figli? No, i miei figli sono piccoli, quindi ho avuto la prima figlia, avevo 31 anni. Ah, lì è stato, quindi era nel periodo periodo dove stavo solo, quindi okay. I miei figli sono venuti dopo. Adesso per il prossimo tour mondiale non vedrò i miei figli per 15 anni, quindi sarà una bella sfida, anche forse doppia.
una bella sfida Caspita. anche quella. Eh sì, perché i tuoi progetti... E i miei progetti futuri sono il prossimo tour mondiale per consolidare ancora di più il mio primato, il fatto che chi venga dopo, no? Tanti anni, qualcuno che vedrà avrà delle grandi difficoltà, comunque per fare 3 tour mondiali, insomma, ci vogliono Cioè anni trovare qualcuno che sia appunto al tuo livello, credo Ti devo che dire la verità, sia sto complicatissimo. cercando di spingere mio figlio a percorrere la stessa strada. Lo vorrei, sinceramente lo vorrei grandemente, perché mio figlio sembra che abbia delle doti comunque per poter affrontare, però non voglio obbligarlo, quindi non voglio, perché comunque sono delle rinunce e delle rinunce molto importanti. Niente, poi sai la cosa che mi fa più male qual è? È quella di, in tutti questi anni, Sì, di aver dato tanto sia allo sport che all'Italia, perché come sai sono italiano, quindi portare la bandiera italiana in giro per il mondo con tanto di testa alta, perché sono fiero di essere italiano, anche se quest'Italia a me non piace, e vivere cioè e passare sei stato appunto anche attaccato diverse volte ma questo allora dalla stampa e dai media. una volta Ultimamente ricordiamo una volta un giornalista Cruciani bravo, Parenzo, una volta un giornalista mi chiese perché tanto odio nei miei confronti. Beh, io questo qua lo chiederei a chi di ciò ne ha tirato profitto e vantaggi. Quello che intuisco io è che alle mie spalle si sono costruite delle carriere. Arrampicatori senza scrupoli hanno creato, hanno marciato su questo mito che hanno creato, perché il mito serve. E non vogliono mollarlo perché si sono fatte delle carriere, si è guadagnato tanto denaro. Io alla stampa ho costato miliardi. Quindi è per quello hai contribuito ovviamente a fare audience. Ho dato anche nome a persone che erano sconosciute. La trasmissione La Zanzara, lo dico apertamente, quindi parliamo di Cruciani e Parenzo, si sono sempre spacciati per dei professionisti. Secondo me tutto sono fuori che professionisti. Sono stati bravi dietro un microfono, ma non dimenticheranno il mio nome per molto tempo. Anche perché sono pronto lì. Sappiamo che poi appunto è proseguita anche in tribunale. Gli darò una bella lezione quando arriverà il momento. Il tribunale li sta aspettando, quindi gli darò una bella lezione, perché io sono io, cioè non mi faccio pestare da nessuno. Il discorso è questo: io ho la mia mentalità, ho il mio modo di fare. Poi il mio modo di dire le cose, non faccio sorrisi alla televisione, non sono un atleta e non faccio sorrisi falsi alla televisione. Quello che mi sento di dire dico, cioè, a prescindere da quello che possa succedere. È giusto così. Possiamo definirlo Lennox Ferrone esuberante? Esuberante non direi realista. Non sono realista. Sono realista. Io sono realista. Io tutto quello che vivo, tutto quello che sento lo vivo e lo dico. Cioè non vado dietro uno schermo a dire cose che poi nella realtà sono il contrario. No. Io dico quello che succede. Porti avanti un tuo pensiero, una tua filosofia, ma non credo che poi possa essere condivisa. Ma non è solo il mio pensiero, è il pensiero un po' di tutti, solo che gli altri magari fanno fatica a dirlo, io lo dico tranquillamente, gli altri fanno molta fatica. Io ho molti dei miei fan che mi dicono: ma tu come fai a parlare così, non hai paura delle conseguenze? E se tutti stiamo zitti, questo paese non si pulisce mai. E non è per fare audience, perché la verità, ci sono milioni di persone in Italia, milioni, non c'è solo Lennox Ferrone, ci sono milioni di persone che parlano e che dicono cioè che si nascondono per paura di ritorsione. C'è il 70% degli italiani che era contro i matrimoni gay, che era contro le adozioni gay, eppure la legge è passata lo stesso. Questo fa capire che diciamo la nostra opinione, lo Stato della nostra opinione non se ne fa niente. Comunque poi dopo, diciamo, ai piani alti si decide a tavolino. Si decide a tavolino, certo, le votazioni non servono a niente, cioè tanto la legge passa lo stesso anche se il popolo non è... Lennox Ferrone, te hai scritto un libro, perché possiamo dire che comunque lungo il tuo cammino ne hai vissute di esperienze. Tanto da raccontare. Il tuo libro? Sta uscendo, uscirà il prossimo giugno, si chiama Lennox, l'uomo che voleva superare se stesso. Edito da? Non lo posso dire. Non lo diciamo? No, lo posso dire. Quindi potete mantenervi comunque sintonizzati con streetnews.it e soprattutto anche con la pagina
Facebook, con i blog, vero che prossimamente quindi sarà in uscita anche il libro. Certo.